Buonasera, siete collegati con il Palasport Giovanni Paolo II di Conegliano per questa 15ª giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile, ultima giornata. Qui a Conegliano stasera arrivano le Giants del basket Marghera, prima in classifica. Sono Fabrizio Torazza ai microfoni questa sera con Andrea Grava che oltre a fare il regista e il cameraman mi darà una mano anche durante la telecronaca. Ciao Andrea. Buonasera, buonasera. Andrea sostituisce Federico Cais che salutiamo ovviamente, che purtroppo per un impegno imprevisto non sarà con noi oggi, ma sicuramente Andrea saprà sostituirlo degnamente. Allora, scontro tra la prima in questo momento in classifica Giants Marghera e Conegliano, che al momento è penultima per questa ultima partita. La posta in palio è da una parte il primo posto, nel senso che se Marghera vincerà avrà matematicamente vinto il campionato, al di là del risultato della partita di Gattamelato, che giocherà in casa contro Sistema Pordenone alle 19 sempre di questa sera, mentre per Conegliano ancora una speranza davvero davvero molto flebile, nel senso che dovrebbe riuscire a vincere questa sera, dovrebbe poi perdere Muggia contro Oma Trieste per poter arrivare terzultima e non retrocedere direttamente. Comunque una partita che ha sicuramente una posta in palio per entrambe le formazioni. Come purtroppo per tutto il campionato è stato, Conegliano non è al completo, da alcune giornate anche purtroppo Marta Maschietto ha subito un infortunio alla spalla e quindi non ha potuto concludere il campionato e non sarà presente quindi neanche questa sera. Abbiamo sempre Rebecca Botter e Francesca Marchioni non al meglio, però siamo sicuri che le nostre ragazze cercheranno di giocarsi fino alla fine questa ultima partita del girone di ritorno. Mancano 30 secondi all'inizio della partita, vi diamo i roster delle due squadre. Vuoi iniziare tu Andrea con i Giants? Certamente, allora Giants Basket Marghera abbiamo con il numero 5 Diodati Viola, al numero 6 Tasca Beatrice, al numero 8 Speranzoni Giulia, al numero 9 Uraschi Emma, al numero 10 il capitano Castria Claudia, al numero 13 Zennaro Alessia, al numero 14 Chiara Zaccaria, al numero 16 Rosanna Boccolato, al numero 20 Rachele Bortolozzo, al numero 22 Merlini Anna, col numero 23 Cristina Guerra, col numero 24 Elisabetta Mario. Capoallenatore del signor Dario Cazzin, primo assistente Andrea Chirico, secondo assistente Matilde Zanatta. Sì, per il basket femminile conegliano abbiamo Francesca Marchione, la capitana col numero 6, Colombi col 7, Tramonti 9, 10 Malbascia, 11 Grava, 12 Mazzoni, 14 Cappiola, 15 Vettori, 16 Palermo, 15 Sessuti, 21 Botteri, 24 Santiago, 35 Erno Tornei, Federica Catalina, Giorgio come assistente, la Gianza come accompagnatore. Nel senso la partita è già iniziata con il primo possesso per Conegliano, con Marco che gioca a 2 con Roberto con la palla recuperata da Giorati. Le ragazze di coach Cazzin, un jumper molto fluido da parte di primo possesso adesso, Tramontin a subire fallo, quello di Alessia Zennaro, quindi il 13. Palla per Conegliano che avrà 14 secondi sul momento. Che è stoppata un po' ferma, recupera proprio il banco, poi va a tirare ancora e Conegliano che fa ricordiamo questa
piede? Sì, il pressione del piede sarà rimesso per Milano con nuovamente 24 secondi. Giulia Vittoria a chiamare Sesta per superare la distanza ed è un passaggio largo per Marco che riesce a recuperare in qualche modo, poi viene stoppata da questa veramente che se la accompagna in qualche modo Bottar alla canestro, va a posare il pallone e questa volta non è Marghera in transizione. Stasera un vantaggio evidente ed è intanto il secondo fallo per Alessia Giungini, probabilmente sicuramente coach Cazzini. Entra Elisabetta Mario, Elisabetta Mario, giocatrice del 96, D'Adano, giocatrice sicuramente sopra il metro. Che supera metà campo, buca l'anticipo Marton e Diodati non la punisce invece, ci punisce invece rimbalzo in attacco Merlini. Ancora un blocco monumentale da parte di Elisabetta Mario, ancora un errore al tiro ma poi rimbalzo in attacco, bel passaggio sotto di Merlini, poi c'è un errore, recuperiamo in qualche modo il pallone, Marton che ribalta addirittura il lato per Tramontin che sbaglia da 3 punti. Recuperiamo ancora in balzo in attacco. Marton cerca di servire Botteri, invece poi Vettori che perde la palla e poi va a commettere fallo, pur avendo seguito subito un colpo sulla mandibola, e coach Pacagnan va a dare un bacino che è il classico bacio che scaccia bua. Intanto chiedo scusa ai nostri telespettatori perché probabilmente non ci hanno sentito nei primi minuti della diretta. Però adesso non ci posso credere. Salutiamo i nostri telespettatori. Sono circa 10 minuti che facciamo la telecronaca, ma il nostro regista Andrea Grava, dicevamo, questa sera anche ai microfoni perché non c'è Federico Cais che aveva un impegno a commentare la partita. Dicevamo, il nostro regista commentatore Grava ci ha fatto l'ennesimo scherzone non attivando i microfoni. Quindi salutiamo tutti i nostri telespettatori. Siamo 7-6 a 5:43 dalla fine del primo quarto per Marghera. Dici qualcosa, Andrea, relativamente a questo problema tecnico che ha impedito
Allora, ai nostri intanto amici di... avevo lasciato un microfono acceso, non spento. Ok. E quindi purtroppo c'è il rumore di fondo che ci copriva. Comunque, Ah. fino adesso ho visto una partita che si sta combattendo abbastanza equamente da entrambe le parti. Conegliano ha avuto buoni spunti. Marghera se l'è giocata un po' meglio, secondo me. Comunque adesso la partita, mancano 5 minuti, è il primo quarto. La partita è ancora giovane e può ancora succedere di tutto. Beh, diciamo che c'è anche una differenza tecnica tra i due roster, non per niente una squadra è prima, l'altra è penultima in questo momento. Ricordavamo i 1000 infortuni che ha avuto Conegliano e che ancora sta pagando Marghera al completo, e ricordavamo anche come questa partita può decretare la vincitrice di questa prima fase del campionato, nel caso di Marghera, e può anche purtroppo decretare la retrocessione del BFC nel caso di sconfitta questa sera per le coneglianesi, o anche in caso di vittoria e di contemporanea vittoria di Muggia in casa contro Oma Trieste, che stanno giocando, e vi daremo magari anche qualche aggiornamento nell'arco della partita. Tanto sul tubo del cambio per Marghera e per Conegliano c'erano dei cambi, ma a quanto pare è stato chiamato un time out, quindi io vado a preparare l'organetto e ci sentiamo. Certo, facciamo passare un po' i nostri tra un sponsor minuto. e ci vediamo fra un minuto. Eccoci di nuovo collegati con il Pala BFC per questa partita di Serie B femminile pallacanestro, basket femminile Conegliano contro Giants Basket Marghera, che in questo momento stanno subendo, sono sul 7-8, sul 7-8 il punteggio per Conegliano. E intanto, in seguito anche al messaggio di Coach Bazzo, ricordiamo che tutti i telespettatori, ma anche i tifosi presenti al Palasport, possono votare per la migliore giocatrice della gara, che verrà a fine gara intervistata, ma soprattutto premiata con 2 bottiglie di Prosecco DOCG offerte proprio dall'azienda Bazzo Wine, mentre Merlini ci castiga ancora da sotto canestro con uno splendido movimento sul piede perno per il 9-8 per Marghera a 3,50 dalla fine della prima frazione. Andrea, abbiamo pubblicato anche il link sulla nostra chat per poter votare l'MVB, giusto? Sì, potete, cliccando sul link che trovate in chat, potrete votare la giocatrice, come ha detto Fabrizio, la miglior giocatrice del match secondo voi, che vincerà 2 bottiglie di Bazzo Wine. Certo. E anche vincerà un'intervista. Vincerà l'intervista, che qua la sorpresa verrà fatta da Andrea Grava, che sostituisce, ricordiamo, Federico Cais, questa ultima telecronaca del girone di ritorno. Salutiamo Federico, che oggi pomeriggio appunto era impegnato. Tanto Malbascià purtroppo perde quasi la palla, poi scadono i 24 secondi, quindi è palla persa per BFC. Stanno un po' studiando le due squadre, però c'è una buonissima intensità. Marghera ha già chiesto di poter mettere le bottiglie in frigo, chiedendo ospitalità alle nostre bariste per festeggiare.
BFC ci spera fino alla fine poter agguantare nella volata finale il terzultimo posto e quindi poter giocare almeno i play-out per non retrocedere. Questa annata piuttosto sfortunata. Intanto l'aggiornamento da Muggia e Interclub Muggia 49, Oma Trieste 43, quindi una partita tutt'altro che chiusa all'inizio del quarto quarto. Lo ripetiamo, in caso di vittoria esterna di Oma Trieste a Muggia, in caso di vittoria di BFC questa sera contro Marghera, Conegliano si qualificherebbe a terzultima e quindi non retrocederebbe ma andrebbe a giocare dei play-out per la salvezza. Tanto palla persa, Diodati in contropiede, poi preferisce giocare e riaprire per Elisabetta Mario. Abbiamo Tasca e poi da sotto Merlini che ha segnato 4 punti finora. Sembrava ne avesse segnati di più sinceramente, almeno 6. E adesso è Sara K dai 3 punti che sbaglia. È buono il tagliafuori delle veneziane e quindi palla recuperata per le blu-arancio. Cambio, qualche minuto di riposo per Giulia Vettori. Entra nella partita anche Marta Sponchiado, atleta del 2006, ricordiamo in prestito da Nuova Pallacanestro Treviso. Adesso doppia uscita addirittura per Emma Luraschi che spara dai 3 punti, impreciso il suo tiro. 13-8 a 2 minuti dalla fine del primo quarto, si allunga la difesa a uomo di Marghera, è entrata anche Giorgia Zanardo intanto nella partita che chiude un po' troppo presto il palleggio. Adesso è Martone a attaccare il fondo, scarica per Colombi e poi addirittura Malbascia dai 3 punti, non colpisce neanche il ferro. Abbiamo un altro cambio per Marghera, infatti troviamo Giulia Speranzoni e il capitano che entra, se non sbaglio, per la prima volta in campo. No, era già partita in quintetto Claudia Castria ed entra anche Giulia Speranzoni. La ricordiamo alla Virtus Venezia l'anno scorso, ricordiamo quei quarti di finale che giocammo per salire poi in Serie B. Speranzoni era probabilmente una delle giocatrici più forti di quella formazione, che comunque ci diede del filo da torcere fino a gara 3. Adesso sbaglia Marton da dentro l'area, subito molto rapide ad andare in attacco giocatrici in Marghera, poi Castria che sbaglia dal gomito, si lotta a rimbalzo, ovviamente se si lotta non può che esserci in mezzo Zanardo che anche lei, tanto per cambiare, reduce da un brutto infortunio alla caviglia sabato scorso, è già in campo, non si capisce e intanto, come. Rientra Rebecca Bottera al posto di Sara K. Sì, un po' appannato il primo ingresso, diciamo, il primo frangente in capo di Sara Colombi. Mentre a questo punto dobbiamo citare e ringraziare anche il nostro fisioterapista Amedeo Bruniera, che molti di voi ricorderanno in tante squadre nelle minors, ma anche in A2 in quelli di Napoli. Quest'anno fisioterapista alla BFC, impegnatissimo ovviamente per le ragioni che vi dicevamo. Adesso Botter con la palla, apre per Zanardo, per Marton, 8 secondi per tirare, viene intercettato il passaggio di Marton, è già in attacco Marghera, che però perde la palla perché Merlini calpesta la linea di fondo, ma non è Merlini, credo che sia Beatrice Tasca, giusto? Esatto. E intanto
esce Merlini ed entra al suo posto Bortolozzo. Palla per Conegliano, Zanardo porta in attacco la palla. Tratta una partita anche Rachele Bortolozzo, 2004, la ricordiamo anche a San Martino di Lupari. Sponchiado va a attaccare l'area, poi riapre per Zanardo, per Marton che però ferma la palla, ribalta per Malbascià, 4 secondi alla fine, ancora Malbascià e 3 punti, ancora un errore. Ultima azione del quarto. Sì, Marghera può giocare fino alla fine adesso, giusto? Certo. 10 secondi alla fine del quarto. Proprio Bortolozzo dai 3 punti che sbaglia, rimbalzo di Marton, ma scade il tempo. Si conclude il primo quarto sul punteggio di 15-8 per Marghera. Era partita abbastanza bene Conegliano, poi le giocatrici veneziane hanno preso un po' in mano la partita, ma insomma una partita tutta quanta da giocare. Noi facciamo passare i nostri sponsor e vi diamo appuntamento all'inizio del secondo quarto fra qualche minuto. Eccoci di nuovo collegati con il Pala BFC per questo secondo quarto di basket femminile Conegliano contro Basket Giants Marghera. Sono Fabrizio Torazza, ai microfoni con me Andrea Grava. Buonasera. Quindi Andrea, Marghera che ha preso già un piccolo vantaggio, dicevamo si stanno giocando il primo posto in questo campionato di Serie B femminile, le giocatrici veneziane, mentre Conegliano gioca per non arrivare penultima, quindi per non retrocedere. L'aggiornamento da Muggia è 60-53 per Muggia, ricordiamo in casa di vittoria Muggia è automaticamente terzultima e Conegliano è matematicamente penultima, quindi retrocede direttamente. Adesso abbiamo Vettori con la palla per Spocchiata che attacca la linea di fondo. Tramontin, bello la sua penetrazione, poi addirittura chiude la mano sinistra, va a segnare Maia per il 17-10. E adesso Vettori a pressare la capitana di Marghera, Claudia Castria. Speranzoni ha ribaltato sempre per Castria. Va a sbagliare la capitana, non tocca neanche il ferro, scadono i 24 secondi, pronte sul cubo del cambio Viola Diodati e Alessia Zennaro.
tenute in panchina coach Cazzin per dar loro la possibilità di riposare anche per tutto il tempo del primo intervallo breve. Tanto Marta Sponchiato che riapre per Malbascia, poi Botter che va a bloccare per Tramontin che può giocare a 2, invece scarica per Malbascia che dal mezzo angolo segna per il 17-12. Piccolo recupero coneglianese che non ci sta a regalare questa partita che tutto sommato può ancora farci sperare. Non ci fa ben sperare però il risultato di Muggia, non ce ne vogliano gli amici triestini, ma sta vincendo 61-53 contro Oma Trieste a 3 minuti dalla fine del quarto quarto. E intanto Botter con un numero in sottomano a segnare il suo 6° punto contro le sue ex compagne di squadra, perché ricordiamo che Rebecca Botter ha giocato nelle ultime 2 stagioni proprio a Marghera prima di arrivare a Conegliano quest'anno. E quindi time out per coach Pacagnan e un time out anche per noi. No, il time out mi sembrava l'avesse forse chiamato Marghera. Marghera, aveva più senso che lo chiamasse Marghera e comunque Sì, soprattutto sempre... perché non si può chiamare su canestro subito. Esatto. E subito ci bacchetta Andrea Grava che oltre ad essere regista, cameraman e telecronista è anche arbitro. Eccoci qui, tornati al Palo BFC, palla per Marghera, su canestro subito, siamo 17-14 per Marghera, a 8 minuti dalla fine, come potete vedere dalla nostra bellissima grafica. (17-14) per Marghera, ma Conegliano che è ritornata in partita e appena lo stiamo dicendo un bel canestro in sospensione per le veneziane che si riportano a più 5. Vettori, attacco testa, ribalta per Malbascia, buca l'anticipo Tasca, però errore al tiro, recupera il rimbalzo Tramontin e Vettori dai 3 punti Da due. Ancora con l'aiuto dell'amico tabellone segna, ma è da 2 il tiro perché aveva pestato la linea. Era leggermente dentro, sì. Comunque molto bene, stiamo lavorando anche bene a rimbalzo in attacco, qualche disattenzione da parte delle avversarie e noi comunque stiamo ottenendo dei preziosissimi secondi tiri. Tanto pressione di Sponchiado su Boccalato, recupera la palla Tramontin e Botter in contropiede per Vettori. Ribalta per Tramontin che ferma il gioco. Ferma anche il palleggio, purtroppo poi riesce a servire Botter. Un po' statico adesso l'attacco coneglianese e passaggio di Tramontin un po' avventuroso per Botter che torna in difesa un po' sconsolata. Diciamo che l'attacco coneglianese è un po' meno fluido di quello di Marghera, insomma dicevamo c'è un'evidente differenza tecnica tra le due squadre e tra l'altro appunto Conegliano senza Marta Maschietto, Conegliano con Botter infortunata, Conegliano con Marta Spocchiado che anche lei non è al meglio, Conegliano con Capitan Marchioni in panchina sicuramente non in perfette condizioni fisiche, quindi tanto è stato appena fischiato il primo fallo del quarto.
E intanto Capitan Castria ci fa vedere che il suo tiro è davvero mortifero. Tra i 1000 infortuni di Conegliano dobbiamo purtroppo ricordare il primo della stagione, anzi prima che addirittura che iniziasse la stagione, in amichevole proprio a Marghera per Silvia Ostan, legamento crociato. Silvia sta ancora recuperando da questo infortunio, intanto si lotta a rimbalzo, Zennaro fa valere tutto il suo fisico, subisce poi fallo, saranno 2 tiri liberi per lei. Allora, lo ricordiamo sempre, è possibile votare in chat, è possibile votare anche per chi è presente in palestra per la miglior giocatrice della partita, che verrà premiata con non un Magno, ma in realtà addirittura 2 bottiglie di Prosecco DOCG dell'azienda Buzz Wine, sponsor dell'iniziativa. Intanto 1 su 2 per Zennaro, quindi 22-16. Conegliano sta attaccando, sponchiato da 3, sbaglia Sponchiato, ma era un buon tiro il suo, infatti. Sì, era un buon tiro. Sbagliato anche non di tanto. Buono anche il blocco di Malbascia, poi Botter sotto canestro, riapre per Tramontin. Malbascia che perde quasi la palla, ma stava tra l'altro scadendo il cronometro dei 24, e poi Diodati che ci grazia dai 3 punti, sbagliando un tiro piazzato. Tanto sul cubo del cambio rientrano Marton e Cazziola al posto rispettivamente di Sponchiato e Tramontin. Sì, Cazziola forse fa il suo primo ingresso nella partita, mi sembra, Sì, mentre mi sembra di sì. ovviamente Marton era partita in quintetto. Cazziola con la palla per Botter, molto distante da canestro, e poi il blocco di Malbascia è irregolare per l'arbitro Marco Libralesso. Pellizzari. Ok. Sapevo di avere una possibilità su 2 e sapevo anche che l'avrei sbagliata. Alla rimessa Anna Merlini. Tanto andiamo a vedere gli aggiornamenti da Trieste. Ovviamente si è staccato il collegamento, quindi dobbiamo rientrare. Tanto rimbalzo preso da Vettori, Tronchin che porta sulla palla, scarico per Botter che rischia di perdere la palla, di nuovo Vettori. Botter, Marton tenta la penetrazione, scarico per Botter che tenta il tiro, purtroppo la palla viene recuperata da Marghera che con un ottimo contropiede porta a casa altri 2 punti. E intanto il finale da Muggia, 67-58 per l'Interclub, quindi vi diamo la notizia in diretta, purtroppo BFC è ufficialmente retrocesso sul canestro di una Maidoma Serena Marton. Teoricamente basket femminile conegliano dice addio a questo campionato dopo un solo anno di permanenza. In realtà anche questa è un'anticipazione, la società ha intenzione di chiedere un eventuale ripescaggio se ce ne fosse la possibilità, perché comunque è stato valutato che sono stati davvero tanti gli infortuni che hanno penalizzato questa stagione e ci sono altrettante iniziative per il prossimo anno. Intanto Conegliano si sta riportando sotto con un'ottima azione e forse, ma anche forse no, un contatto subito da Marton. Comunque BFC ritorna sul 24-20.
raddoppiata in post basso, Zennaro, recuperiamo la palla. Giulia Vettori addirittura è andata a prendere un'altra botta in faccia, però a recuperare un pallone. Anche Giulia è una che non si tira mai indietro. Pensavo fosse palla blu comunque di Marghera. No, l'ultima a toccare per l'arbitro Pellizzari è stato, no, Libero Alesso è stato la giocatrice di Marghera. Tanto Conegliano mi sembra che abbia aumentato leggermente l'intensità difensiva. Sì, tra l'altro c'è Rebecca Botter che non ne vuole proprio sapere questa sera. Fino ad ora la classica vendetta dell'ex, perché è una vera spina del fianco nella difesa di Marghera. Adesso è andata a prendere rimbalzo, è andata a chiudere addirittura con la mano sinistra, che è la sua mano infortunata, ha subito fallo. Segna il primo tiro libero, il 7° punto per lei. Sbaglia il secondo. Zennaro, onnipresente a rimbalzo. Boccalato riesce a segnare in maniera anche abbastanza avventurosa e rocambolesca. Poi la pressione di Claudia Castria. (26-21), 1:43 dall'intervallo lungo. Serena Marton supera la metà campo e un sovranumero decide di prendersi il tiro dal gomito e la fortuna aiuta la sua audacia. La palla gira sul ferro ed entra. Brava Serena. 26-23, Conegliano sempre in partita. Zennaro per Castria che attacca Vettori che non ci sta, poi si gira davvero bene Castria ma sbaglia da sotto, si lotta a rimbalzo. Marton con la palla per Cazziola. C'era Rebecca Botter che chiamava la palla, però era abbastanza marcata, diciamo. Marton nell'angolo, 10 secondi alla fine dell'azione. Vettori, Marton può attaccare la linea di fondo, prende un arresto e tiro. Non è fortunata come prima, ma chi c'è a rimbalzo? Ancora Botter che prende il proprio rimbalzo in attacco, sbaglia, prende di nuovo il proprio rimbalzo in attacco e subisce fallo. Sì, non credo sarà no, è in ok. Sono 2 tiri liberi e sono 2 falli per Capitan Castria o Castria. Cosa mi dici, Andrea, di questo accento? Allora, Castria. Facciamo Castria. Sì, Castria. E ci scusiamo perché sicuramente sarà l'accento invece su lei, quindi però prendiamo questa decisione. Quindi Castria con la palla che serve Merlini e poi a rimorchio come nei più classici contropiedi disegnati dagli allenatori sulla lavagnetta arriva Zennaro e chiude benissimo da sotto per il 28-23. E poi invece Marton, mano sinistra, subendo contatto a segnare, bellissimo canestro. 13 secondi alla fine, 28-25. Castria con la palla, va a chiudere Botter, va però a commettere anche fallo Rebecca, il suo secondo. E saranno 2 tiri liberi per Castria a 5 secondi e 5 decimi dalla fine del secondo quarto o primo tempo che dir si voglia. I coach non rinunciano al cambio anche se mancano 5 secondi, ma la partita è ancora aperta, quindi anche questi 5 secondi possono fare la differenza. Tanto abbiamo 2 tiri per il capitano Claudia, per non sbagliare l'accento. Sì, credo che giustamente il coach Paccagnana abbia voluto mettere una rimbalzista come Malbascia per non subire un rimbalzo d'attacco su questi tiri liberi. Ma intanto Castria comunque segna il secondo tiro libero, diciamo risolvendo il problema sul nascere. Cambio anche per coach Katzin che fa entrare al numero 9, ma intanto è Marton che va a subire fallo sulla sirena.
E saranno 2 tiri liberi per Serena. Saranno tutti liberi e poi spero che verranno fatti i tiri liberi perché secondo me il fischio era visibilmente prima. Sì, verranno No, no. fatti. E poi si L'arbitro dovrà aveva... giocare ancora perché da qualche anno, se non sbaglio, non ci possono essere tiri liberi senza senza rimbalzo. gioco dopo. Ah. Quindi deve esserci almeno il tempo per un tapin o comunque un E tocco. quindi metteranno quanti decimi sul Quindi cronometro? almeno 3 decimi credo 3 ci vogliono decimi se non sbaglio, sì. perché perché ci possa essere tecnicamente la possibilità di un tiro. No, un decimo per un tocco, 3 decimi per un tiro. Ok, quindi sì, beh, giustamente perché non è che debba esserci necessariamente un tiro, ma ci può essere comunque un tocco, un rimbalzo, anche un fallo. Quindi sbaglia il primo Serena, sempre 29-25, a un decimo dall'intervallo lungo. Sbaglia anche il secondo, purtroppo Serena, che di solito è abbastanza preciso ai tiri liberi, infatti si dispera. Quindi il primo tempo si conclude sul 25-29, una partita comunque tirata, una partita giocata anche bene da entrambe le squadre. Ovviamente dicevamo Marghera gioca per poter vincere questo girone, vincerlo matematicamente al di là del risultato di Gattamelata. Conegliano avrebbe giocato per poter agguantare il terzultimo posto, ma noi qui sappiamo che Muggia ha già vinto la partita e quindi Conegliano in realtà non ha la possibilità di agguantare il terzultimo posto, ma automaticamente è retrocessa come penultima. Però dobbiamo segnalare, perché ce lo segnala il Fido Andrea Grava, che l'ultimo quarto si è concluso 17-16 per il BFC, quindi che ha vinto questo secondo quarto. Adesso noi diamo un intervallo, non prima però di aver ricordato che è possibile votare per la miglior giocatrice della partita, che oltre ad essere intervistata da Andrea Grava a fine gara, riceverà anche 2 bottiglie. Andrea Grava fa segno di no, ma in realtà lui sta sostituendo Federico Kais in tutto e per tutto, quindi dovrà anche intervistare la MVP della partita, che verrà appunto poi premiata anche con 2 bottiglie di Prosecco DOCG, che Ugo Bazzo della Bazzo Wine sta portando, recapitando in palestra.
Buonasera, bentornati signore e signori qui al Palla BFC. Siamo al terzo quarto di gioco, stiamo per cominciare. Intanto è arrivato Fabrizio Torazza che si era perso al bar alla ricerca di uno spritz. No, non è vero, dovevo seguire alcune cose davvero importanti, parlare con alcuni dirigenti e quindi mi sono attardato un attimo. Ma siamo di nuovo in Intanto, diretta qui al Pala BFC con Vettori che va a chiamare l'attacco per Botter. Tramontin giocano pick and roll, riceve Botter che subisce un contatto, in realtà commette infrazioni di passi. sì, secondo me ci no? stava infrazione di passi, Infatti. comunque se l'è trovata davanti e non è riuscita a fare altro. Si aveva ruotato molto bene in difesa Marghera dopo che Rebecca Bottera aveva rollato sul pick and roll, è arrivato il classico aiuto dal lato debole portato con grande tempismo che ha fatto in modo che Marghera potesse recuperare questo pallone. Adesso Castria con la palla che riapre per Diodato, stanno scadendo i 24 ma Diodati va a inventare una magia dall'alto della sua esperienza, dicevamo capitana tra l'altro a NPT Serie B per la promozione in A2, quindi, e poi diversi anni appunto in A2 tra Treviso e Vicenza. Adesso ancora Rebecca Botter sul tabellone, sbaglia, ribaltiamo per Tramontin, però diciamo che stiamo passando la palla in maniera un po' superficiale. Botter cerca di servire Serena Marton con la mano sinistra, che è quella infortunata. Passaggio non arriva e quindi sarà rimessa per Marghera. Zennaro sbaglia, Zennaro recupera proprio rimbalzo, Zennaro viene stoppata da Tramontin, recupera ancora la palla, dai 3 punti. Capitan Castria che sbaglia, prende anche ancora il proprio rimbalzo. Adesso non stiamo facendo tagliafuori, ne stanno approfittando le ragazze di Coach Cazzin. È sempre stato un po' un nostro problema quello del tagliafuori difensivo e quindi dei conseguenti rimbalzi offensivi delle avversarie. Tanto Rebecca Botter sembra che si sia fatta male all'occhio. All'anca? All'occhio, Ah, all'occhio. ok. Deve aver ricevuto una manata. Diciamo che quanto a infortuni Rebecca purtroppo poverina non scherza. Tanto riprende 8 punti di vantaggio Marghera. Serena Marton troppo alto il passaggio per Maya Tramontin che nonostante sia un'ottima atleta non poteva davvero prendere quel passaggio lì a 3 metri di altezza. Diodati, ma gli soffia quasi la palla Marton, poi Diodati la recupera, va a attaccare e va a subire anche il fallo di Tronkin. Si rotola sulla linea di fondo Viola Diodati, classe 91, 1,72 m, anche a 1 a Chieti tra l'altro, oltre che a 2 a Vicenza e a Treviso. Non l'avevamo detto, ma grande tiratrice di tiri liberi nonostante questo primo errore. Perché noi le guffiamo col pensiero. 10.4 punti di media in questo campionato e non siamo riusciti a guffarla adeguatamente. Segna il secondo, è zona pressa a tutto campo per Marghera che vuole chiudere qua la partita evidentemente sul più 9, ma non ci sta Maya Tramontin che va a segnare da sotto con un ottimo Eurostep o Eurostep di Gino Biliana memoria. Adesso buca l'anticipo Serena Marton, ma sbaglia il tiro Marghera, poi Zennaro a rimbalzo, bravissima, serve Castria che segna da sotto. 36 a 27, 7 a 23 alla fine del terzo quarto. Botter per Vettori, Marton, ancora Botter, subisce fallo.
Sarà rimessa per Conegliano. Primo fallo di Diodati. Molto bene per Marton che però sbaglia sotto, ma ancora Botter, rimbalza in attacco. E il 9 punto per lei. Indemoniata Rebecca stasera. Purtroppo non ha avuto la possibilità di giocare tutte le partite in questo modo, ma sarebbe stata davvero determinante a questi livelli. Ancora Capitan Castria a punirci dalla media. 7 punti per lei. Libera Tronchin da sotto. Bello il passaggio, bello il canestro. 38-31. Bellissimo il passaggio di Castria, ma recuperata la palla da Vettori, da sola in contropiede. Marton, ma lestissima e furbissima Diodati a soffiarle la palla dalle mani. Si lamenta Serena Marton, dice che c'era un fallo. Ma cosa dici, Andrea? Secondo me, allora, premettendo che noi eravamo di schiena, quindi non abbiamo visto bene, secondo me il fischio può essere buono, comunque da come sembrava potrebbe aver preso più la palla che il braccio, quindi meglio cioè, sì, va da bene qui sembrava così. pulita, insomma. Poi sai, non siamo proprio nella posizione ottimale, ma Rebecca Botter invece è nella posizione ottimale per segnare e subire il fallo. Tirerà anche un tiro libero per andare in, anzi è già in doppia cifra con 11 punti. Sbaglia il tiro libero, lotta a rimbalzo Tronchin, ma chi c'è poi a recuperare il pallone? Botter, che riporta a -3 Conegliano. Adesso fallo in attacco su Giulia Vettori. Quindi palla recuperata per Conegliano e terzo fallo per Alessia Zennaro. Quarto fallo. Quarto fallo addirittura. Almeno dal tabellone ci segnalano il quarto fallo. Sembrava il terzo, invece infatti si lamenta, dice... Credo si lamentasse per il fatto che il fallo non fosse fallo suo, ma di un'altra giocatrice. Sul cubo del cambio anche Emma Luraschi. Dal cambio a Claudia Castria. E niente, dicevamo purtroppo Conegliano già matematicamente retrocessa in seguito alla vittoria di Muggia, mentre questa partita Marghera si sta giocando invece il primo posto matematico senza dover aspettare il risultato di Gattamelata. Dicevamo una stagione davvero sfortunata per Conegliano, infortuni fin dalla fase di preparazione e poi durante tutto il campionato, poi alla fine del girone d'andata l'avvicendamento di coach Moretto, che purtroppo ha pagato questa situazione, ha pagato probabilmente anche per responsabilità non tutte sue, che salutiamo ovviamente affettuosamente. Ricordiamo il coach della promozione dell'anno scorso, Maurizio Moretto, quindi avvicendato con la coppia Carniel-Paccagnani in panchina, che ha fatto assolutamente del proprio meglio, però ha dovuto confrontarsi con una quantità di infortuni e defezioni che hanno messo davvero in difficoltà la squadra. Adesso rientra nella partita Zanardo ed entra nella partita anche Capitan Marchioni, una protagonista assoluta della promozione dello scorso anno. Purtroppo a causa di guai grossissimi al ginocchio ha giocato davvero poco e la sua mancanza si è sentita assolutamente. Sbaglia Marghera, recupera la palla Marton. Zanardo, Marton, Marchioni rinuncia al tiro, riapre per Marton che non rinuncia dai 3 punti, è lungo.
Però continuiamo a crederci. Come è giusto che sia, no? Adesso dai 3 punti, spietata Luraschi. Emma Luraschi, giovanili Reyer, gran tiratrice, anche ottimo difensore. Gran tiratrice anche Marchioni. Sta giocando su una gamba e mezza, se non su una gamba sola, però la mette dalla media. Diodati, ancora Luraschi. Zona per Conegliano. Quasi una recuperata. Poi Diodati dai 3 punti. Punisce la nostra zona, ma non avevamo difeso male, secondo me, in questo frangente. Diciamo che se fossi coach Pacagnan io riproporrei comunque la zona. Tanto dal meno 3 passiamo al fatto che ho sbagliato a mettere il punteggio, infatti mi tornava sbagliato. Siamo sia al meno 7. Sì, la bomba di Diodati ci ha ricacciato indietro. Tanto Marghera va in bonus, quindi per i prossimi 3 minuti e 20 saranno 2 tiri per noi ad ogni fallo. Deve tirare Giulia Vettori perché scadeva il tempo, sbaglia ma recupera il proprio rimbalzo. E poi Marchioni che va addirittura a subire fallo attaccando in 1 contro 1. Saranno 2 tiri con Libralesso che stava per fischiare passi. Diciamo che sono un fallo guadagnato con tutta l'esperienza. Fortuna, sì. Fortuna e diciamo mestiere, si dice in questi casi, di Capitan Marchioni. Segna il primo. Segna anche il secondo. 4 punti per lei. Torniamo a meno 5. Ancora zona. Attacca molto bene Marghera, però sbaglia. E recuperiamo il rimbalzo con Marteon che subisce anche fallo. Questa è un'ingenuità anche da parte di Marghera perché saranno altri 2 tiri liberi per Serena Marton. È vero che ha uno 0 su 2 stasera. Forse Marghera fa giustamente, diciamo, fede su questo. Intanto Speranzoni sul cubo del cambio dà un po' di riposo a Merlini. 2 tiri liberi per Marton. Sbaglia il primo. Segna il secondo Serena. E rosichiamo ancora un po' nello svantaggio. Ci portiamo a meno 4. Ancora 3-2. Diodati. Ribalta per Tasca, poi Speranzoni. Tasca che riapre per Luraschi, poi un'ingenuità da parte di Rebecca Botter perché questo è il suo terzo fallo e sono anche 3 tiri liberi per Emma Luraschi che ricordavamo ha un ottimo tiro. Si lamenta coach Katzen. Non ho capito per cosa si stava lamentando, no, veramente non l'ho capito. Ci sono stati dei contatti che anche secondo me si potevano fischiare qua nell'angolo. Ok, sul raddoppio precedente di Vettori e Zanardo. Certo. Tanto sul cubo del cambio Malbascia. 2 su 3 per Luraschi. Esce Rebecca Botter appunto con 3 falli. Ottima la sua partita finora. 13 punti, tanti rimbalzi. Zona pressa, tutto campo ancora per Marghera, che sa che non ha chiuso ancora questa partita.
Attacca Marton, poi addirittura un fade away jumper premiato dagli dei del basket. Premiato perché davvero se lo meritava questo canestro. Serena, tirato cadendo indietro. Adesso attacca ancora la zona Marghera con un'ottima penetrazione di Diodati. Poi l'arbitro, sono d'accordo. Libralesso. Libralesso, vede un fallo di Malbascia. Sono d'accordo perché lei salta in avanti anche. Sì, è andata a invadere il famoso cilindro sì, dell'attaccante. Malbascia sembra sempre molto dritta, però tende molto a saltare in avanti. Mentre Diodati segna il primo tiro libero per il 47-42. Segna anche il secondo con una precisione millimetrica. Zanardo con la palla nella bara del playmaker, ma riesce quasi a perderla. Poi la recuperiamo con Marchioni e poi Malbascia da due. Marchioni lotta a rimbalzo, tira una legnata a Speranzoni, si lamenta il pubblico ospite, gli arbitri non vedono. Adesso Speranzoni in posto alto, Diodati, Luraschi, finta il tiro, attacca il fondo. E poi è Mario che non riesce a recuperare la palla, la recupera Capitan Marchioni per Giulia Vettori, che usa il suo piede perno, poi cerca di servire a rimorchio Zanardo. Zanardo non controlla la palla, c'era anche poco spazio forse lì per giocare. Luraschi di spazio ne ha e lo sfrutta tutto con una bomba che riporta sul +9 Marghera a una manciata di secondi dalla fine del terzo quarto. Marchioni da 3. Marchioni da 3 e Marchioni si guadagna 3 tiri liberi. Sì, giustamente, come è stato fischiato prima, è stato fischiato anche qua. Sì. Diciamo che Marchioni l'ha fatto vedere bene questo contatto. Sì, come al solito Marchioni fa vedere molto bene i contatti. E a 47 secondi e 4 decimi, 3 tiri liberi per Capitan Marchioni. È lungo il primo. 51-42 intanto. È buono il secondo. Intanto strombetta il pubblico ospite, cercando di distrarre la capitana. Infatti sbaglia il terzo tiro. Poi Marghera con una magia tiene vivo il pallone. Diodati mette a posto, Marchioni l'attacca addirittura in mezzo al campo. Poi tiro dalla media di tasca sbagliato, Zanardo col pallone, Marton che non serve Marchioni. Marchioni è libero a 3 punti, finta il tiro, palleggia, resta il tiro e segna anche questo. Ed ha dell'incredibile un po' questo. Adesso recupera Marton, 2 contro 1, serve Marchioni che va anche a chiudere il contropiede e a segnare per il 51-47. Marchioni 9 punti, direi commovente la sua prova per chi sa in quali condizioni fisiche sta giocando e noi lo sappiamo. Ultimi 2 minuti di pausa, quindi direi una pausa anche per noi, non prima di aver ricordato di votare per l'MVP di questa gara, che verrà premiato con 2 bottiglie di Buzz Wine.
Eccoci tornati al Pala BFC per l'ultimo quarto di questa partita decisiva per entrambe le squadre. Marghera che comincia con il primo possesso, 51-47 per Marghera. Tanto Malbasa prende la palla, ruba la palla che è per Conegliano perché l'ultimo tocco è stato di Marghera. Tanto come dicevo, partita decisiva per entrambe le squadre, sono gli ultimi 10 minuti di gioco. Marghera ci gioca il primo posto nella Serie B interregionale qui in Veneto, mentre Conegliano si sta giocando ci giocava la retrocessione, che però è già avvenuta matematicamente, poiché sì, Muggia ha vinto contro Roma, contro quindi Muggia Trieste. è matematicamente terzultima e Conegliano è matematicamente penultima, e quindi classificandosi tra le ultime due della classifica retrocede in Serie C. Ovviamente ricordavamo che la società ha intenzione di chiedere di accettare un eventuale ripescaggio, perché per 1000 motivi che potremmo spiegare meglio, ma intanto ancora Marchioni a guadagnare un fallo. Si lamenta il pubblico ospite, ma Marchioni si sta facendo vedere che la classe non è acqua, diciamolo, anche a 37 primavere. Adesso sbaglia la 3, va a lottare sul proprio rimbalzo, lotta con lei anche Marta Sponchiado, che di primavere ne ha molte meno, ma quanto a intensità agonistica diciamo che si avvicina alla capitana, diciamo che promette davvero bene, e non solo quanto a intensità ma anche dal punto di vista tecnico. Quindi sarà ancora rimessa per Conegliano. Quarto fallo per non lo sappiamo, per Tasca, che esce. Marton da 2 punti, da 2 punti. E fallo, no, sono 2 punti perché aveva calpestato la linea, ma era comunque dai 6,70 metri il tiro. Anche no, Serena non era ci appena sa. dentro. Comunque subisce fallo, avremo un tiro che potrebbe rilevarsi decisivo. Ed è il quarto fallo di Tasca, se non sbaglio. Segna Serena per il 51-50. Conegliano è lì. Conegliano vuole comunque uscire da questo campionato a testa alta e lo sta facendo. E credo che ognuno di noi, da dirigenti, tifosi, simpatizzanti, possa essere orgoglioso di come le nostre ragazze stanno giocando stasera. Tanto risponde con una bomba da 3 Boccalato. Marchioni, finta ancora tiro, attacca ancora il canestro, segna ancora da sotto, la capitana va in doppia cifra. Non abbiamo più parole sinceramente per commentare Francesca Marchioni. Luraschi con la palla, poi c'è un contatto, è Marta Sponchiado che va a commettere fallo. Sì, evidentemente si è appoggiata al portatore di palla. Sì. Effettivamente probabilmente c'era anche un blocco, non ho visto se è portato benissimo oppure no. Sì, possiamo comunque dire che Marta Sponchiado mette sempre tutta l'aggressività possibile di cui è capace in campo, e tra l'altro anche lei purtroppo da mesi sta gestendo infortuni e noie fisiche che le danno non pochi problemi, e sta stringendo i denti in maniera davvero commovente. Adesso un fallo sotto canestro su Boccalato. Sì, fallo di Malbascia, che come dicevo prima sembra sempre dritta, però quando salta si muove, e quindi è il suo terzo fallo, tra l'altro. Ha comunque colpito l'attacco. Segna Rossana Boccalato, 1,80 m, a 2 a Viterbo, Patti, poi Firenze, Bolzano.
ottima tiratrice, giocatrice molto intelligente. Attacco testa, Sponchiato con la palla, marcata da Diodati, parecchi anni di esperienza e anche di anagrafe tra le due. Intanto è Serena Marton a attaccare, Capitan Castria è proprio Sponchiato, rimbalzo in attacco che riapre per Tronchin dai 3 punti, la mette Tronchin, si alza l'urlo della curva coneglianese perché 56-55 e anche Tronchin questo tiro ce l'ha sempre avuto, forse certe volte non ha avuto abbastanza fiducia in questo tiro. Adesso è Zennaro sotto canestro a sbagliare il tiro, ben marcata da Malbascia. Fa una faccia Andrea Grava, non è sicuro di questo fischio. Cosa dici, Andrea? Ci poteva anche stare un non fischio, diciamo. Non mi esprimo. Non si esprime, ma il suo non verbale è abbastanza esplicito. Adesso si dà una rimessa da fondo, probabilmente il contatto era sul tiro, se c'era un contatto da fischiare, no? Sì, credo di sì. Adesso si lotta a rimbalzo, un aiuto difensivo di Capitan Marchioni, poi volano i corpi in campo, diversi contatti, adesso gli arbitri forse farebbero bene a fischiare qualcosa e invece è Sponchiato da 3 punti e lungo il suo tiro che si spegne sulla linea di fondo. Quindi -1 sempre per Conegliano, +1 per Marghera, 56-55, 6:50 dalla fine della partita. Addirittura il pubblico in piedi, il pubblico coneglianese in piedi, ma in piedi anche per Viola Diodati che sale in cattedra, mette 2 punti importantissimi con grande classe. Zona per Marghera. No, scusate, attacco difesa uomo per Marghera, recupera la palla Castria, recupera di nuovo la palla anche Sara Malbascia che poi la trattiene di schiena. È una contesa. Non sarebbe palla 2. Sarebbe palla 2. La freccia dice che è per Conegliano? Per Conegliano? No, sì. Il tavolo però l'aveva... No, è per Conegliano. È per Conegliano, io non riesco a vedere la freccia. No, probabilmente... Sarà l'età. Allora, il cambio di possesso c'è stato. Credo sia un problema di 24. Spiegaci cosa sta succedendo, Andrea. Sì, stavano cercando di capire il tempo residuo sui 24. Ma quindi la palla sarà per Conegliano, però? Sì, la palla è per Conegliano. Non ho ben capito perché 18 secondi, perché secondo me c'era stato il cambio di possesso. Rimessa per Conegliano. Poi rischia di perdere la palla Serena Marton, ma non ci sta. Si chiede un'infrazione ai passi che non fa perché non si è rialzata con la palla. Riesce addirittura a servire Giulia Vettore, pressatissima. Ancora Marton, 2 secondi da metà campo. Quasi entra, però la palla è buona, è viva perché il tiro era partito prima e ha toccato il ferro. Però il rimbalzo è per Marghera. Diodati, Merlini, Boccalato, può tirare da 3 ma rinuncia. Castria, bella la finta sulla partenza, poi sbaglia da sotto. Zennaro ovviamente fa valere tutto il suo fisico, poi si dispera o ha preso un colpo, non si capisce. No, si dispera perché Malbascia in qualche modo lo ostacola. Rinuncia al tiro Tronchin. Io al posto suo l'avrei preso, come ben sanno tutti i miei ex compagni di squadra. Effettivamente Vettori, Tronchin da 3, addirittura uno step back, sbaglia Giulia, ma era un buon tiro anche perché a rimbalzo in attacco abbiamo indiavolata, scusate, Francesca Marchioni sul cubo del cambio. Maia Tramontini. Saranno 5 minuti di fuoco. Un cambio proprio per Francesca Marchioni. È davvero una grande partita per lei stasera. Tramontin. Serve bene Malbascia.
che però poi perde la palla, ma infrazione di piede. Sorride Sornione, Grava. Non puoi dire niente, lo sappiamo, dai. Va bene. 59-55, metà dell'ultimo e decisivo quarto. Tramontin si fa ciuffare la palla, poi la recuperiamo con Marton. Marton ancora. Adesso è lei a perdere invece la palla. Castria bella dietro la schiena, poi ad attaccare Giulia Vettori che difende bene e poi va a lanciare il contropiede. Tramontin bravissima sulla linea di fondo, poi però perde il pallone, poteva attaccare forse il canestro ed è libera Castria dall'altra parte, che come si dice aveva perso un giro perché era rimasta in attacco. E quindi 61-55, 4 minuti e 37 alla fine della partita. A questo punto sì, dovete votare la miglior giocatrice della partita, che sarà premiata con 2 bottiglie di Prosecco DOCG Buzz Wine. E intanto noi diamo un passaggio ai nostri sponsor. Eccoci tornati qui al Pala BFC, sarà palla per Conegliano, 4:37 dalla fine, -6 per Conegliano. Saranno 4 minuti e 37 di fuoco, come abbiamo detto prima. È giusto che sia così, è giusto che sia così, è giusto che proviamo a giocarcela fino alla fine. Abbiamo detto ormai per BFC i giochi sono fatti, per Marghera assolutamente no, però è giusto giocarsela. Vettori da sotto ricuce lo svantaggio, -4, 4:18 dalla fine. Come diceva Dan Peterson, più minuti che punti, quindi ci sta il recupero, ma ci sta il passaggio davvero molto bello di Diodati per Zennaro, e poi invece un passaggio meno bello e meno preciso per Tramontin da parte di Vettori. 4 minuti e 01, 6-3-5-7. Già in bonus la squadra ospite, 3 falli, quindi ancora un fallo da spendere per Conegliano, che è in difesa uomo. Doppio pick and roll alto per Marghera, poi attacca direttamente Capitan Claudia Castria, ancora rimbalzo Botter. Marton a superare la metà campo, testa, Botter ribalterà per Tramontin, poi Tramontin, pick and roll, Botter è libera, però è buono il raddoppio di Marghera. 9 secondi alla fine dell'azione. Serena Marton attaccherà probabilmente il canestro, mancano 2 secondi, un tiro che un'Ave Maria, per citare Federico Caes che mi cita, una preghiera di Marton che entra nel canestro di Marghera. Dall'altra parte rimbalza sul ferro il tiro di Boccalato. Vettori per Tronchin, dalla sua piastrella sbaglia, un errore abbastanza inusuale per lei da lì. Tanto c'è il pubblico che vorrebbe entrare in campo, se potesse. Davvero tutto il pubblico in piedi sotto la sotto la curva coneglianese, in particolare tutto il gruppo delle ragazze under 13 che sta facendo un tifo indemoniato, come ha fatto per tutto il campionato. 2:34 alla fine, 63-59, 4 punti
a separare le due squadre, a separare Marghera dal primo posto, a separare Conegliano da una vittoria contro la prima in classifica all'ultima giornata del campionato. Vettori con la palla, cerca spalle a canestro, Marton che serve, Tronchi è sfortunata perché era un buon tiro, ma lotta a rimbalzo. Botter, dicono che l'ultima a toccare è stata lei, secondo me conferma la grava, però ancora una volta ha lottato bene Rebecca a rimbalzo. Stato 2 minuti alla fine e lotta bene in difesa anche Giulia Vettori, anche se la palla è ancora per Marghera. Time out di Marghera. Coach Cazzin chiama time out. Noi vi ricordiamo di votare per l'MVP e facciamo passare i nostri sponsor, che ovviamente ringraziamo sempre. Eccoci tornati qui in diretta, 2 minuti e 9 alla fine del quarto, alla fine della gara, probabilmente. Palla per Marghera che avrà dimessa in difesa. Sì, Conegliano è sotto di 4. Di nuovo Zanardo sul campo, probabilmente coach Carniel e coach Pacagnan vogliono alzare l'aggressività difensiva per recuperare questi 4 punti che separano Conegliano da Marghera. Marghera gioca anche un po' col cronometro, giustamente. Castria che ricciola un po' sul blocco, va a segnare con un floater veramente dolcissimo per il +6. Zanardo con la palla, supera metà campo, chiama il gioco, serve Tramontin che poteva tirare da 3. Botter, intanto il tempo però passa, 1 minuto e mezzo. Sponchiado può attaccare, prende un arresto e tiro. Sponchiado è sfortunata, lotta Botter, ma la palla è per Marghera e Diodati giustamente dice giochiamo, facciamo passare un po' di tempo, siamo sopra di 6, manca 1 minuto alla fine. Boccalato, un missile per Diodato di spalla canestro che rigioca la palla ancora per Boccalato, sbaglia dal gomito Serena Marton col pallone. Adesso ci vuole un canestro rapido, magari da 3. Sponchiado rinuncia al tiro, attacca, riapre per Zanardo, chiude il palleggio. Tramontin, 47 secondi alla fine, Tramontin perde la palla, Merlini recupera, Zennaro col pallone, va a subire fallo e a segnare probabilmente il canestro che chiude la partita a 40 secondi dalla fine. 6-7, 5-9. Anche un tiro libero supplementare Zennaro. Sono già 11 punti per lei. Sul cubo del cambio ancora Francesca Marchioni. Sì, quarto fallo per Botter che dà il cambio a Maia Tramontin. Quarto fallo di Botter che però resta in campo perché giustamente 40 secondi, pochi secondi alla fine. C'è un altro cambio per Marghera. Sbaglia Zennaro, si lotta a rimbalzo e ne esce Boccalato ancora. Poi fallo di Sponchiado ovviamente per fermare il tempo, però proprio su Capitan Claudia Castria
grande tiratrice. Non lo diciamo per guffarla, ma perché è così. Però riusciamo anche a guffarla, dai. Ci perdoneranno i tifosi di Marghera, ma comunque la partita credo che sia già chiusa. Sì, E si scherza un po', segna il secondo Capitan Castria, ovviamente. ricordiamo che dopo la partita credo ci sarà la premiazione anche. Esatto, ci sarà la premiazione per la vittoria in questo campionato di Marghera, che vince meritatamente, guadagnandosi sul campo il primo posto, vincendolo contro una Conegliano, diciamolo, che ha giocato fino alla fine a testa alta e continua a giocare. Sbaglia da sotto Zanardo, mancano 24 secondi e continuiamo a giocare. Però dicevamo, appunto, adesso siamo sul 68-59, ma Conegliano ha giocato per quanti? 37-38 minuti alla pari. Sì, perché il parziale del primo quarto è stato 8-13 per Marghera, però comunque il secondo quarto Conegliano l'ha vinto 17-16, mentre il terzo l'ha pareggiato a 22 punti per entrambe le squadre. Quindi comunque Conegliano se l'è giocata fino agli ultimi 2 minuti dell'ultimo quarto. Segna Boccalato il suo 11° punto, sbaglia, secondo tiro libero, ne esce ancora Capitan Marchioni che però perde la palla. Boccalato da 3, sbaglia, rimbalzo di Botter, 13 secondi alla fine. Marton, tanto Diodati si era attardata. Marton usa il proprio piede perno, usa anche il tabellone che ben conosce, i tabelloni del Pala BFC. La partita finisce così sul 69-61 per Marghera, che vince la partita, vince anche il campionato meritatamente. Una squadra veramente ben costruita, ben allenata, ben disposta in campo da coach Cazzin. Adesso la formula prevede che le prime 3 squadre di questo girone, diciamo, andranno a incrociarsi con le squadre delle altre regioni per giocarsi addirittura la premiazione in Serie A2. Per Conegliano una retrocessione che è arrivata in realtà a metà del primo quarto, quando abbiamo E avuto del secondo quarto. del secondo quarto, quando abbiamo avuto il risultato di Trieste, in cui Muggia ha battuto Oma. Però una Conegliano che ha giocato davvero fino alla fine, ha giocato secondo me una delle migliori partite Sì, del campionato, io tra adesso l'altro. stavo guardando le giocatrici del Conegliano e le vedevo anche comunque abbastanza contente. E devono esserlo perché sinceramente Se hanno hanno giocato. giocato ed escono da questo campionato a testa alta. Cosa dici, Andrea? Sì, sì, sicuramente questa partita hanno giocato bene, hanno fatto vedere che comunque sono una buona squadra, anche contando il fatto che metà è infortunata. Quindi da questa partita esce vincitrice Marghera, ma Conegliano ha dimostrato anche essa di saper comunque fare e di poter rimanere eventualmente anche in Serie B. Benissimo, allora dicevamo, ultimi voti, ne abbiamo già tantissimi, dobbiamo andarli a contare, ma avete ancora un minuto per votare per la miglior giocatrice della partita e quindi ci diamo appuntamento, dopo aver fatto passare per qualche minuto i nostri sponsor, per l'intervista con la miglior giocatrice premiata con le bottiglie di Prosecco DOCG di Buzz Wine e anche per la premiazione che avverrà a fine partita della squadra vincitrice di questo girone, Giants Marghera.
Eccoci qua, allora siamo qui per la consueta premiazione della miglior giocatrice della partita. Questa sera il nostro pubblico ha deciso di premiare ex equo due giocatrici, Diodati e Marchioni, due giocatrici molto esperte, sicuramente due leader. Allora andiamo a intervistare per prima la giocatrice ospite, insomma facciamo gli onori di casa. Allora, avete giocato questo campionato sicuramente con una squadra con un altissimo tasso tecnico, con una squadra eh, gestita molto bene, però avete dovuto lottare fino all'ultima partita per guadagnarvelo sul campo questa vittoria, no? Cosa pensi di questa stagione? Com'è andata? Allora, innanzitutto felici perché abbiamo vinto il campionato, anche se adesso, dopo le settimane di stop, dobbiamo concentrarci per iniziare la seconda fase. Quindi diciamo che un passo l'abbiamo fatto e l'obiettivo è un altro, quindi vedremo di piano piano. Per quanto riguarda il campionato, invece, bene, nel senso a tratti, ovviamente come tutte le squadre abbiamo avuto dei momenti alti e dei momenti bassi e diciamo che essere anche arrivati all'ultima partita e dover essere fondamentali il risultato perché perdendo poi avremmo Dovevate dovuto aspettare il risultato aspettare il di risultato di Pordenone. Gattamelata con Sì, Pordenone, scusate, sì, di Gattamelata. però diciamo che ecco, dipendeva da noi, quindi bene. Quindi voglio dire, un campionato di livello abbastanza alto quest'anno. Se anche una squadra come la vostra ha dovuto giocare fino alla fine per poter avere la meglio, direi che è stato un livello molto Sì, buono, mi sì, sembra, in sì. Serie B, no? Assolutamente Tu sì, anche che perché anche stasera, si è visto che anche con con esatto, la diciamo che penultima avete... guardando la classifica, sulla carta doveva essere una partita scontata, in realtà si è giocata negli ultimi 3 minuti. Anche nel momento in cui magari eravamo sopra noi, se ti deconcentri, diciamo, rischi di Certo, andare sotto e viceversa. di perdere qualsiasi partita. Siete state davvero brave perché comunque vincere un campionato, vincere un girone non è mai facile, anche con una squadra molto competitiva. Io ti faccio un grosso e vi faccio un grosso in bocca al lupo ovviamente per la prossima fase che possa portarvi molto avanti, non diciamo altro. Peraltro, insomma, di esperienza ne hai, quindi potrai metterla sicuramente a frutto della tua squadra e delle tue compagne, no? Ah, grazie mille. Anch'io E, faccio in ti- bocca al lupo a Conegliano e soprattutto ti per premiamo il con playout. una bottiglia di Buzz Wine, che è lo sponsor della nostra iniziativa, che è ancora fresca e quindi sappiamo che sarà gradita Adesso beviamo. anche da parte delle tue compagne, giusto? Grazie mille. Complimenti ancora. Grazie, ciao, ciao, Ciao. ciao. E adesso veniamo invece alla nostra Capitan Marchioni. Eccomi qua. Francesca, è finito questo campionato, è finito un campionato davvero duro per la squadra, l'abbiamo detto tante volte, una quantità incredibile di infortuni, un sacco di problemi. È un campionato molto travagliato anche per te perché tra gli infortuni e tra diciamo, i problemi fisici che più ci hanno penalizzati c'è stata la tua diciamo, il mio calvario. il tuo calvario, esatto. Però dai, mi sono ripresa, no? Cosa Stasera dici? cosa dici? Beh, questa sera, l'ho detto in telecronaca, secondo me è stata una prestazione commovente, diciamolo, perché abbiamo visto la Francesca dei tempi d'oro, anche se sappiamo benissimo che le tue condizioni fisiche in questo momento non sono certo le migliori. No, ma voglio tener botta ancora un annetto, eh? Io ve lo E qui dico. Francesca Marchioni ci dà subito una grossa novità. Francesca Sì. Marchioni vuole tenere botta ancora. Noi siamo ovviamente felicissimi di questa notizia. Abbiamo dato un'altra anteprima, cioè il fatto che pur essendo matematicamente retrocessi, in questo momento lo eravamo già purtroppo a metà del secondo quarto quando abbiamo avuto il risultato di Muggia, però la società ha intenzione, se ce ne sarà la possibilità, di accettare un eventuale ripescaggio e quindi voglio dire Beh, guarda, quel che sicuramente sarà, non sarà. chiudiamo qua. No, beh, ma Sicuramente comunque chiudiamo sia... in bellezza, sicuramente per la tua partita, ma anche per la partita di stasera della squadra, direi, no? Sì, è stata un'annata un po', diciamo, sofferta per tutte, però penso che il gruppo sia cresciuto anche rispetto all'anno scorso. Poi quel che sarà, sarà, insomma. Vediamo adesso cosa succede.
Dai, adesso c'è un po' di riposo, c'è l'estate di mezzo, ma Sì, dovrò comunque lavorare, siamo, nonostante fiduciosi, nonostante tutto, molto fiduciosi, abbiamo molte ottime prospettive per il futuro. E per il futuro molto prossimo abbiamo anche per Francesca Marchioni, MVP di questa partita ex equo, una bottiglia di Prosecco DOCG Buzz Wine. Beh, questo va evaporato. Complimenti Francesca. E Grazie. ancora. Ciao, ciao. E sull'intervista a Francesca Marchioni ci salutiamo qui. Salutiamo questo campionato, speriamo solo momentaneamente per l'estate. Ringraziamo tutti i tifosi che ci hanno seguito, tutti coloro che ci hanno seguiti, e comunque ci diamo appuntamento in ogni caso alla prossima stagione, sempre qui su Tele BFC. Grazie a tutti. Buona serata.